Un cordiale saluto ai nostri telespettatori e ancora un grazie per preferirci e per essere sintonizzati sulle nostre frequenze del digitale terrestre e anche nello streaming sul nostro sito internet. L'impegno di Televideo Agrigento, grazie agli editori e alla direzione, è quello di informarvi sulle prossime imminenti elezioni amministrative che si svolgono in Sicilia e in alcuni paesi dell'Agrigentino in particolare. Anche in questo nostro appuntamento vogliamo proporvi i candidati a sindaco che, come avete senz'altro visto dalla sigla, si riferiscono al comune di Porto Empedocle. Hanno presentato domanda 5 candidati, la loro richiesta alla città, 5 candidati, 12 le liste in supporto di questi 5 candidati, 16 componenti per ogni lista, 192 aspiranti consiglieri comunali. Insomma, abbiamo un po' fatto i numeri. Come vedete dall'inquadratura a campo largo che chiedo a Piero di fare, c'è anche una sedia vuota che in realtà dovrebbero essere 2, in quanto sono 5 i candidati a sindaco, però solo 3 hanno accettato il nostro invito. Ve li voglio presentare direttamente, come abbiamo fatto la volta scorsa con Favara, lo facciamo in ordine alfabetico. La prima è Ida Carmina, sindaco uscente, sostenuta dalla lista del Movimento 5 Stelle. E poi c'è Gianni Amel, con lui la lista civica Primavera Empedoclina. E poi Calogero Martello è appoggiato da 3 liste: Forza Italia, Progetto Comune e Noi per la città. Gli altri 2 candidati a sindaco sono Salvo Iacono, che è sostenuto da 3 liste: Sviluppo per Porto Empedocle, Liberi e Capaci, Isola Empedoclina, che ci ha comunicato che purtroppo per i precedenti impegni non può essere presente, e Rino Lattuca, che ha con sé 4 liste: UDC, Fratelli d'Italia, Lattuca Sindaco e Siamo Vigata. Anche lui non può venire, però ci ha fatto pervenire un messaggio che voglio leggervi. Ringrazio per l'invito ricevuto, di cui sono onorato, ma nonostante riconosca l'importanza del ruolo che ricopre la televisione nell'ambito della comunicazione, non mi sarà possibile essere presente poiché la mia agenda prevede una fitta rete di incontri che a causa della pandemia è obbligatoriamente organizzata con continui piccoli gruppi di persone. Ringrazio per l'invito, ma sono un candidato sindaco della gente e in questo momento ritengo di dare loro la priorità. Rinnovo la mia gratitudine, Rino Lattuca. Quindi il nostro incontro sarà con i 3 candidati presenti, che ringraziamo della loro disponibilità. Naturalmente la televisione dà identico spazio, identico tempo a tutte e 3, con domande che sono praticamente identiche per tutte e 3, anche se, come è successo poi per l'incontro di Favara della volta scorsa, mi sono riservato di fare una domanda, diciamo, ad hoc, ma sempre nell'ambito della equidistanza e dell'autonomia della testata giornalistica. Abbiamo scelto di iniziare in ordine alfabetico e poi le altre domande naturalmente saranno a scivolo, la prima diventerà terza, il secondo primo, eccetera eccetera. Bene, ripeto ancora grazie della vostra presenza e della vostra partecipazione. Iniziamo, avete 3 minuti di tempo per la risposta e credo che la prima domanda d'obbligo è una presentazione generale, no? Chi è Ida Carmina e perché in questo caso si ripropone per sedere allo scranno più alto del municipio di Porto Empedocle. Prego. Ida Carmina è un'empedoclina doc che è sempre stata vissuta a Porto Empedocle nel periodo universitario a Milano e il corso presso l'Istituto Superiore di Polizia a Roma. Sono sempre stata qui, quindi per me Porto Empedocle l'ho nel sangue. Sono un insegnante, sono un avvocato, ho fatto molte esperienze di vita e professionali, ho sposato, ho 2 figli, 2 splendidi ragazzi che purtroppo sono lontani per motivi di studio e di lavoro. Faccio parte della categoria delle donne che hanno i figli lontano e le mamme che hanno i figli lontano, quindi
Ritengo di essere proprio espressione tipica di quella che è la cittadinanza di Porto Empedocle. Porto Empedocle è una città che amo profondamente e in un momento di grande crisi e difficoltà di questa città ho deciso di scendere in campo, di metterci la faccia. Ho avuto il consenso corale, si può dire, di tutta la cittadinanza, perché sono stata eletta col 72% dei voti. È stata secondo me anche un voto di protesta di chi non voleva più, voleva il cambiamento, non voleva più essere soggetta ai vecchi sistemi, ai vecchi schemi della politica che avevano condotto la nostra città al tracollo, che poi abbiamo effettivamente verificato. Ho speso tutte le mie forze in una prima fase nella salvezza di questa città, tanto di dire di fare un'operazione di trasparenza, ecco, di trasparenza sui documenti contabili, eccetera, e senza timore ho assunto, insieme coadiuvata al Consiglio Comunale che ha suffragato queste mie decisioni, assunto decisioni gravi, perché a volte è necessario prendere delle medicine molto forti per salvare il malato. Quello che abbiamo fatto, devo dire che poi dopo un po' di anni di serissima difficoltà, perché abbiamo trovato le casse vuote, debiti per 25 milioni di euro, più mutui da pagare per 6 milioni di euro di opere incomplete, lo dobbiamo dire, cioè era veramente uno sfascio, e documenti contabili che riportavano una situazione non veritiera, perché c'era un avanzo di amministrazione. Quando poi abbiamo rifatto i conti, abbiamo dovuto rifare i conti, c'era un disavanzo di 12 milioni e 500 mila euro, quindi una differenza dei conti di 15 milioni di euro in un paese così piccolo dà l'idea di quella che fosse la situazione. Però non ci siamo scoraggiati, 30 secondi ancora. Ci siamo rimboccati le maniche e ora c'è una fase di raccolta di tanto duro lavoro di semina. Mi pare giusto non interrompere questo lavoro proficuo che sta dando enormi frutti alla città. Già si intravedono 70 milioni di euro per il porto, 4 milioni e 9 per rifare il costone di via Lincoln e Franato, insomma tantissime opere, tantissimi risultati conseguiti che è giusto che io porto avanti. Bene, grazie, in perfetto orario devo dire anche come tempo a disposizione. La stessa domanda per Gianni Amel, anche lui con un trascorso di politico ed amministratore. Chi è Gianni Amel e perché si propone a guidare Porto Empedocle? Intanto ringrazio TVA per questa occasione che ci dà di parlare direttamente alla gente. Non è facile raggiungere tutti, quindi il mezzo televisivo ci consente di arrivare direttamente nelle case. Io sono Gianni Amel, per chi non mi conosce, sono avvocato, docente di diritto, sono stato segretario comunale e vice sindaco di questo paese. Ritengo di avere quelle che sono le competenze necessarie per guidare questo paese verso il futuro. Siamo stanchi di parlare del passato, dobbiamo parlare del futuro, vedere quello che c'è e quello che dobbiamo costruire. Appartengo a una famiglia che ha una passione politica. Noi facciamo politica perché ci crediamo. Mio padre mi ha trasmesso i valori di libertà e solidarietà e per questo ci ha sempre spronati a combattere. Quindi in ogni occasione noi cerchiamo di essere presenti, facciamo la nostra parte e la facciamo nel modo migliore. Ritengo che oggi Porto Empedocle sia un paese che abbia necessità di unire le migliori forze, di un periodo di pacificazione, perché abbiamo avuto tutta una serie di guerre e battaglie su quello che si è fatto, quello che non si è fatto, c'è la buca, qua va male, qua va bene, basta. Noi dobbiamo, e questo è un appello che faccio inizialmente e che poi ripeterò, dobbiamo unire tutte le forze di questo paese. Oggi noi siamo in competizione, ci sono tanti candidati, ma domani saremo tutti uniti perché Porto Empedocle ha necessità di ripartire e di fare le scelte sul proprio territorio. Ho sentito il nostro sindaco parlare di questi finanziamenti per il porto, che sono finanziamenti che a noi siamo convinti che sono utili e che utilizzeremo, però sono passati sulla testa dell'amministrazione comunale, cioè del nostro paese, non tanto dell'amministrazione comunale, perché voi sapete e noi tutti sappiamo che l'autorità portuale purtroppo è gestita a Palermo. Noi abbiamo poca voce, quindi noi ci dobbiamo riappropriare delle nostre risorse. E siccome io sono convinto che Porto Empedocle ha le risorse, gli uomini e le idee, per questa battaglia mi voglio spendere
per far sì che questo Porto Empedocle torni ad essere quello che era, cioè il paese che era il volano della nostra provincia. E perché abbiamo tanti beni preziosi, poi mi dilungherò nella parte programmatica. Quello che voglio dire è che io ho una squadra di persone competenti, serie, professionisti che hanno intrapreso con me questa battaglia. Noi vogliamo guidare il paese verso il cambiamento senza compromessi e alla luce del sole. Bene, grazie Gianni Hamel. E adesso la presentazione di Calogero Martello, anche lui con un passato politico. Perché Calogero Martello si presenta e chi è in relazione alla sua città? Prego. Ha detto bene, io ho svolto già in passato le funzioni di amministratore in questo comune e anche alla provincia. Mi chiamo Calogero Martello perché, per chi non mi conosce, sono laureato in economia e svolgo la libera professione di dottore commercialista e revisore contabile. Perché? Scendo in politica e decidiamo di affrontare questa campagna elettorale. Se dobbiamo essere ipocriti, cominciamo a dire che amiamo questa città e ci sta, che vogliamo il bene della città e ci sta. Però io sono convinto e abbiamo scelto di scendere in politica perché riteniamo che gli altri candidati non siano in grado di gestire la situazione economica di Porto Empedocle. Perché per fare delle scelte coraggiose bisogna avere anche il coraggio di mettersi contro tutti. E io in passato l'ho dimostrato. Facevo il vice sindaco dell'allora sindaco Firetto e ho deciso di dimettermi quando lui decise di aumentare le imposte al massimo livello. Quindi in politica non serve soltanto occupare una poltrona, ma prendere delle posizioni al momento giusto per e contro tutti. Quindi per questo motivo abbiamo deciso di scendere in campo, di metterci la faccia, di fare in modo che questa città ricominci a camminare e camminare da sola, perché nel passato ha subito tante di quelle frustrazioni ed oggi ci troviamo, detto bene poco fa il sindaco, in una situazione in cui se questa città non viene immediatamente ripresa finirà nel baratro. E per fare questo è necessario di una squadra capace e di una squadra che sappia prendere le decisioni giuste e per questa città. È per questo che abbiamo deciso di scendere in campo. Hai risparmiato qualche secondo, insomma, magari lo potrai utilizzare nella prossima domanda. Come dicevamo, adesso il giro continua, il primo a parlare per il secondo turno è Gianni Hamel. Dicevo, lui è supportato dalla lista civica Primavera Empedoclina, ha già designato 3 assessori, Luigi Gaglio, Giovanni Gangarossa e Antonino Alletto. Nelle comunali è sempre più frequente vedere liste civiche. Ci parli di questa coalizione e naturalmente della scelta dei collaboratori per l'eventuale guida di Porto Empedocle. Prego. E allora, oggi diciamo che i partiti cominciano a essere lontani dalla gente. Abbiamo un Parlamento lontano con un sistema elettorale che fa sì che noi difficilmente vediamo un deputato, un onorevole dalle nostre parti. Quindi la gente si è allontanata e nel contesto non riesce più a credere nella politica, perché la politica ha deluso un po' tutti, l'abbiamo visto in quella esplosione di questo movimento che aveva preso il 33%, chiaramente era la delusione della gente. Quindi dobbiamo riavvicinare la gente. Un momento particolare sono le elezioni comunali, perché nelle elezioni comunali è in gioco il destino di un paese. E il destino di un paese va guidato dai cittadini di quel paese. Io ho voluto unire attorno a me quelle che reputo forse le forze migliori che ci sono nel nostro paese. Ce ne sono altre, ce ne sono tante, ma io ho voluto unire attorno a me perché io credo nella squadra. Io credo che uno da solo non va da nessuna parte. Abbiamo bisogno di una squadra che lavori, perché Porto Empedocle ha bisogno di tanti, che lavorano tutti assieme per far sì che il suo paese riparta. Quindi abbiamo una lista fatta tutta di professionisti, di gente per bene, tutti ci conoscono. Abbiamo fatto una lista perché noi non crediamo nella moltiplicazione dei pani, è un evento che è avvenuto in altre epoche, però avere 4 liste, 3 liste, 7 liste che poi sono prive di contenuto non portano a niente. Noi dobbiamo dare un messaggio chiaro alla popolazione, questo che vogliamo dare. Cioè noi abbiamo una lista e degli assessori che sono qua con la loro faccia per lavorare
per questo Paese. Il primo degli assessori che ho già dichiarato da diverso tempo, proprio per le sue competenze e per la sua professionalità, è l'ingegnere Luigi Gaglio, è stato capo dell'ufficio tecnico del Comune. È uno che è una marcia in più, perché sarà uno all'interno della macchina amministrativa che darà un contributo enorme ed è quello che conosce meglio il territorio empedocrino. Quindi noi abbiamo bisogno di queste persone. Accanto a lui abbiamo il commercialista Nino Alletto, che è conosciuto e ha le sue competenze, e il consulente Giovanni Gangarossi. Quindi persone che noi abbiamo avuto il piacere di presentare qua in un'intervista a TVA alla gente, perché ci dobbiamo mettere la faccia, è inutile nascondersi, quello è perché non abbiamo fatto calcoli politici, non abbiamo fatto calcoli elettorali, noi abbiamo costruito una lista e abbiamo degli assessori che abbiamo scelto in piena libertà. Nessuno ci ha imposto niente, non abbiamo fatto e non abbiamo voluto fare accordi con nessuno. Noi lavoriamo per il bene di questo Paese e proprio se non abbiamo, io dico sempre, ripeto, quando incontro i cittadini, se non andiamo all'amministrazione da persone libere, noi non potremo costruire e ricostruire questo Paese. Bene, sono passati i 3 minuti a sua disposizione, continuiamo con Calogero Martello. Lui ha 3 liste, una ufficiale di un partito che è Forza Italia e poi 2 credo progetti civici, 2 liste civiche, progetto comune e Noi per la città. Ha già designato gli assessori Salvatore Bartolotta, Domenico Palumbo Piccionello e Marilu Caci. Ci vuoi parlare della coalizione e dei tuoi collaboratori? Noi siamo partiti con un progetto civico e quindi siamo messi in marcia con 2 liste civiche, ma nel corso d'opera abbiamo cominciato a dialogare perché fare politica significa aggregare. Per governare una città non bisogna dividere, bisogna aggregare. Quindi in corso d'opera abbiamo avuto la possibilità di dialogare con Forza Italia che ha fatto una scelta chiara di campo, quella di sostenerci. Quindi per questo adesso siamo in 3. Gli assessori designati sono 3 persone che la città conosce perché il dottore Salvatore Bartolotta è commercialista, è stato anche amministratore di questa città e conosce i problemi di questa città. Poi c'è il dottore Domenico Mimmo Palumbo Piccionello, anche lui consigliere comunale, medico di base e grande professionista. E poi c'è la dottoressa Marilu Caci, attuale presidente del Consiglio Comunale. Perché la scelta su 3 persone di esperienza? Perché riteniamo che questo comune ha bisogno di ripartire immediatamente e non di cercare di formare persone che in questo momento la città non ha bisogno di gente che si metta immediatamente e subito a lavorare. Quindi da questo punto di vista abbiamo fatto una scelta che non è una scelta dettata dall'appartenenza, ma una scelta dettata dalle competenze acquisite nel tempo. Riteniamo di avere in questo momento una squadra di 3 assessori che darà a questo comune, insieme con gli altri 2 che saranno nominati successivamente, una spinta immediata, perché questo comune ha bisogno immediatamente, come ho detto poc'anzi, di rimettersi in moto e solo conoscendo quali sono gli uffici, gli organi e la macchina amministrativa si può ripartire immediatamente senza nessun problema. Quindi da questo punto di vista riteniamo, a differenza del mio collega candidato sindaco, ritengo che quello che succede a Porto Empedocle oggi è proprio la mancanza di politica, perché se ci fosse stata la politica, quella con la P maiuscola, non avremmo avuto 5 candidati, non avremmo avuto 190 e passa di consiglieri comunali e quindi secondo me ci vuole il ritorno alla politica, quella seria, ma ci vuole il ritorno alla politica. Bene, Calogero Martello ha guadagnato altri 28 secondi, quindi eventualmente dovesse sforare in altre domande è consentito. Ida Carmina rimane con il Movimento 5 Stelle con il quale si era candidata 5 anni fa, ha già designato gli assessori Rossella Libra, Francesco Lanovara e Giuseppe Monreale. Prego. Sì, devo dire che io sono l'unico sindaco che dichiara un'appartenenza politica evidente e coerente, perché mi ero candidata 5 anni fa col Movimento 5 Stelle, ho continuato a candidarmi col Movimento 5 Stelle, quindi non ho fatto nessun salto della quaglia, né mi sono dichiarata sindaco civico, perché lo trovo, quando poco fa si parlava di ipocrisia, un po' ipocrita, cioè io mi candido come sindaco civico, però
poi, aggrego poi dopo le elezioni, mi dichiarerò a favore di qualcuno, a favore di qualche altro. Fra l'altro ritengo anche che per le gravissime problematiche che ha Porto Empedocle sia giusto che un sindaco abbia dei riferimenti chiari, precisi a livello parlamentare e governativo. Io sono orgogliosamente del Movimento 5 Stelle perché il Movimento 5 Stelle è quello che ha dato risposta al nessuno deve rimanere indietro, e quindi ha dato concreta risposta col reddito di cittadinanza al bisogno di tanta gente che stava male. Io quando sono diventata sindaco, i primi anni, quando ancora il Movimento 5 Stelle non era al governo, avevo la fila alla porta del comune di tanti bisognosi. Adesso non è più così, significa che la gente ha quel minimo di dignità che gli consente, stando a casa, di poter sopravvivere, di dare da mangiare ai propri figli, cosa che prima non accadeva. La disperazione era tangibile, una cosa spaventosa. Adesso, e fra l'altro Porto Empedocle è uno dei paesi che deve di più al Movimento 5 Stelle da questo punto di vista, perché ha un numero di percettori doppio in rapporto percentuale a tutti gli altri paesi di una provincia già depauperata dalla crisi post-industriale, dalle difficoltà economiche, dall'emigrazione. Noi abbiamo un rapporto di un percettore di reddito ogni 18 abitanti, mentre nel resto della provincia uno ogni 36. Non solo questo, ma la mia appartenenza ha fatto sì che questo paese fosse concretamente aiutato con emendamenti di carattere governativo. Nella legge finanziaria del 2018 hanno erogato un'anticipazione liquidità di 5 milioni di euro perché c'era un meccanismo che veniva bloccato. Noi ancora, fra virgolette, avanziamo i soldi del dissesto, il meccanismo del dissesto, per esempio Favara ne ha fruito, noi no, per un'interpretazione speciale che è stata data al Ministero a danno di Porto Empedocle. Io mi sono battuta come un leone, perché quando mi dicono devi battere i pugni, io non sono il tipo che batte i pugni, ma io devo battere i pugni nei tavoli giusti, questi tavoli governativi. È inutile che batto i pugni nei confronti dei dipendenti che non prendono lo stipendio su 2 anni, per 2 anni non hanno preso lo stipendio su 3 o tante altre cose. Quindi questa appartenenza io la rivendico. Ho una squadra assessoriale molto competente, c'è l'ingegnere Novara che è un esperto, è stato anche lui nel passato amministratore con il sindaco Gibilaro, la dottoressa Libra, sì, finisco subito anche il tempo e vorrei dire tante di quelle cose, è la dottoressa Libra che è laureata in giurisprudenza, è una giovane molto determinata, sta facendo un lavoro eccellente, e il dottore Monreale che è laureato in economia e commercio ed è funzionario dell'ufficio delle entrate di Agrigento, quindi ci può dare una mano grandissima per quel che riguarda l'equilibrio dei conti. Bene, bene. Abbiamo presentato allora i sindaci, la loro compagine politica e di movimenti, i loro collaboratori, o almeno i primi collaboratori e assessori. Porto Empedocle 5 ne può nominare, credo, sì, giusto? Quindi diciamo, c'è anche eventualmente spazio per poi completare la squadra degli assessori. E adesso entriamo un po' insomma in quelli che sono i programmi. Come sapete il sindaco che si candida è obbligato a presentare il programma elettorale, naturalmente lo fa in relazione a quelle che sono le esigenze del territorio. Sono convinto, e ne abbiamo avuto riscontro, che magari alcuni punti possono essere uguali per tutti i candidati, però poi c'è ognuno la propria guida, ecco, la propria strada da intraprendere per risolvere e per affrontare questi argomenti. La terza domanda si inizia con il candidato a sindaco Calogero Martello nel dire appunto qual è il primo punto, insomma il primo impatto che Calogero Martello ha inserito nel suo programma elettorale. No, però vorrei recuperare i 23 secondi di poc'anzi per rispondere al sindaco, che vanta come se fosse, ed esplicita a numeri come se fosse un vanto per Porto Empedocle avere il maggior numero di persone che prende il reddito di cittadinanza. A mio avviso è un dato negativo che dovrebbe essere portato in positivo. Quindi quando lei parla e dice Porto Empedocle è il paese in provincia di Agrigento che ha il più alto tasso di persone che prendono il reddito di cittadinanza, bene, per Porto Empedocle rappresenta una macchia nera, non un vanto da dire e continuare a dire, perché se quello che hai detto poc'anzi, che dietro la tua porta c'erano file di gente che aveva bisogno di sussidi, non l'ha risolto sicuramente l'amministrazione Carmina il problema,
e oggi non può vantare dicendo che Porto Empedocle ha un alto tasso di persone che prende il reddito di cittadinanza, perché questa è la mortificazione dell'essere umano. La gente non vuole il reddito, vuole lavoro, vuole una prospettiva di sviluppo e non essere assistito. Torniamo al punto della domanda. Bene, è chiaro che ho detto poc'anzi che questa città e i candidati hanno presentato un programma e che in molti aspetti i programmi sono quasi simili, per alcuni aspetti. Questo perché è chiaro, Porto Empedocle negli ultimi anni subisce e continua a subire un ente comune che non esiste. Non esiste per 100 motivi, non voglio addossarli a nessuno, però è chiaro, è sotto gli occhi di tutti che il comune di Porto Empedocle, la macchina amministrativa, è ferma con le 4 frecce. È ferma con le 4 frecce per mancanza di personale, per mancanza di risorse, però è la realtà, cruda e sana realtà. E quindi il primo punto da cominciare ad affrontare in modo serio è quello di verificare la situazione della pianta organica, al di là del fatto del dissesto o non dissesto, perché se non rimettiamo in moto la macchina amministrativa possiamo parlare di tutto ma non abbiamo concluso nulla. Quindi è necessario innanzitutto rimettere in moto la macchina amministrativa, capendo e cercando di capire su quali risorse umane innanzitutto bisogna puntare, perché altrimenti tutto il resto è solo una questione di utopia, perché tutto nasce dall'amministrazione comunale, dopodiché è necessario che da lì parta un progetto di sviluppo serio. Quindi quello è il primo aspetto e penso che su questo tutti i candidati siamo d'accordo, dico, perché altrimenti non abbiamo una visione di sviluppo di questo Paese. Dopodiché è chiaro che un altro aspetto importante di questo comune è la raccolta differenziata, che a mio avviso oggi non funziona. E vedo che il sindaco annuisce, quindi concorda con me, però mi faccio una domanda, vorrei capire come mai nel corso degli anni non si è cercato di mettere un rimedio a questo problema. Oggi noi abbiamo un paese che è sommerso dai rifiuti, sommerso. Eppure paghiamo 250.000 euro al mese, quindi 3 milioni di euro l'anno. Mi sembra che sia una somma cospicua e della raccolta differenziata nessun cittadino ha mai, fino adesso, ottenuto una riduzione sulla bolletta. Io ritengo che questo dipenda da tutta una serie di carenze, perché non esiste un centro di raccolta comunale, perché io vorrei capire come si fa a controllare quanta plastica, quanto cartone, quanto materiale riciclabile va a finire nei centri di raccolta e come facciamo noi a sapere quanto ne portiamo? Primo, non c'è un centro di raccolta comunale dove la gente possa andare a depositare tutti i giorni, in determinati orari, i rifiuti invece di lasciarli per strada. Al di là dell'inciviltà di molte persone c'è anche comunque una mancanza di gestione seria e concreta di questo servizio. Martello si è mangiato anche il bonus. Chiudo. D'altra parte adesso per il proseguo dico ne parleremo dopo. Bene, allora programma presentato, programma o attuato insomma in relazione a quello che è considerato che Ida Carmina è sindaco attualmente in carica, quindi se una prosecuzione di quello che era prima oppure una rimodulazione. 3 minuti anche per lei. Allora, vista la provocazione del collega, io dico che per me non è un vanto che ci siano tutti questi percettori di reddito, è un vanto che io appartengo alla forza politica che ha dato risposta ai bisogni della gente. È riconosciuto peraltro da tutte le forze politiche, comprese quelle che inizialmente erano ostili all'idea del reddito di cittadinanza, che se non fosse stato varato questo reddito di cittadinanza, ora che siamo caduti in questa pandemia mondiale, sicuramente le persone avrebbero sofferto molto di più che non in questa situazione, quindi è stato davvero una toccasana per l'intera società italiana, non solo per la nostra. Per quel che riguarda le linee programmatiche, appunto, avendo io il polso della situazione, di quella che è la vicenda nel nostro ente, evidentemente anch'io concordo sul fatto che, ed è uno dei primi punti del mio programma, che si parte tutti dall'efficientamento della macchina
macchina amministrativa. Noi abbiamo avuto una riduzione del personale per via di quota 100 e delle difficoltà strutturali dell'ente circa dell'80% di ore lavorative e quindi di possibilità di erogare servizi alla popolazione. Quindi quando mi dicono non riusciamo ad avere la carta d'identità, ci vuole un mese di tempo eccetera, è ovvio, perché non abbiamo più dipendenti, abbiamo dovuto chiudere servizi eccetera. Quindi tutto questo però passa dal risanamento che stiamo attuando. Giusto ieri noi abbiamo approvato in giunta bilanci per 6 anni, quindi ora sono al varo dei revisori dei conti e a breve andranno al Consiglio Comunale. Una volta chiusa questa vicenda noi saremo in grado di stabilizzare i precari e di valutare una nuova pianta organica, quindi bandire nuovi concorsi per immettere nell'amministrazione delle forze nuove, giovani, con idee, con capacità, competenze, perché bisogna puntare assolutamente sui giovani che hanno una visione diversa e un dinamismo anche che serve a questa città per poter andare avanti. Altro punto naturalmente legato al lavoro e sviluppo, che noi vediamo sempre nello sviluppo turistico, nell'economia verde e soprattutto nella valorizzazione del Porto Empedocle, che è una ricchezza in sé, è un paese dalle potenzialità immense, davvero può essere la perla del Mediterraneo e quindi partendo da ciò che dalla sua identità si può andare avanti per un vero sviluppo. Solo per dire un'idea che io ho e spero, se non io, ma anche altri possano perseguire eventualmente un domani insieme a me, è quella di chiedere il riconoscimento di Porto Empedocle come patrimonio immateriale dell'UNESCO, perché al di là di quelli che possono essere i monumenti, le vestigia antiche o moderne di questa città, noi abbiamo avuto due grandissimi della letteratura italiana che sono Pirandello ed Andrea Camilleri, che hanno fatto di questa città un unicum. Noi abbiamo due spiagge che sono le spiagge degli scrittori, a levante il Caos e a ponente Marinella. Cioè quale altro posto in Italia, ma forse anche nel mondo, può vantare tutto questo? E non solo turismo balneare e croceristico, ma turismo letterario, culturale, avrei tanto da dire. Ci sono i 3 minuti che purtroppo sono terminati, sono tiranni. E allora, Gianni Hamel, questa tua idea di sviluppo e mia idea di città. Di città. Dobbiamo parlare di cose concrete, cose che possiamo fare subito e cose che possiamo fare immaginando un paese diverso, cercando di volare alto. Io distingo nettamente l'ordinario da quello che chiamo straordinario. L'ordinario lo possiamo fare domani. L'ordinario significa la pulizia, significa le strade, evitare le buche, riqualificare e rivitalizzare quartieri. Il Porto Empedocle è una realtà particolare dove la maggioranza della popolazione vive in quartieri satelliti, a differenza di altri paesi che hanno un agglomerato urbano molto grosso. Quindi fino ad oggi questi quartieri, Contrada Ciuccafa, i Grandi Lavori, il Pero, Bellavista, sono quartieri, l'Altopiano Landerna che è il quartiere storico, che sono diventati dei dormitori. Noi li dobbiamo rivitalizzare, diciamo, riqualificare dal punto di vista urbano, quindi assicurare l'ordinario e nello stesso tempo rivitalizzarlo, perché Porto Empedocle, io sono cresciuto in un paese dove c'era musica, teatro, li dobbiamo recuperare e dare alla città. Questi quartieri hanno grandi spazi che noi utilizzeremo al meglio per coinvolgere i cittadini. Dobbiamo far sì che anziani, giovani, ritrovano la voglia di vivere e stare in questi quartieri. Dall'altro lato Porto Empedocle è un paese dalle risorse eccezionali. Abbiamo risorse, per questo io mi sono messo in questa battaglia, perché credo e spero che la gente creda insieme a me che questo paese può diventare un grande paese. Andiamo alle risorse, perché dobbiamo parlare di cose concrete, non di poesia. Noi abbiamo il porto, ricordo che la storia ci insegna che tutti i paesi che hanno un porto hanno ricchezza. Noi è 30 anni che questo porto lo abbiamo dimenticato, abbandonato e l'abbiamo lasciato gestire da altri. Dobbiamo recuperare questo porto, approfittare di quello che si sta facendo. Io immaginavo di creare in questo porto una serie di attività, ci sono una serie di manufatti demaniali che noi, ex Area Montedison, che non so quale destinazione abbiano immaginato quelli dell'autorità portuale. Io li voglio recuperare e consegnare ai giovani, a quelli che hanno voglia di fare attività. Il porto deve tornare ad essere vivo,
deve essere quasi un centro commerciale all'aperto. Abbiamo l'area ASI, un'area immensa che per anni è stata occupata e dimenticata, abbandonata perché l'Enel aveva un progetto di un rigassificatore che non si farà più e che loro sanno che non si farà. Loro sanno che non si farà, quindi dobbiamo recuperare l'area e chiedere conto all'Enel di quello che è successo. Abbiamo l'area Montedison, anche questa aveva un'idea, era nata per un'idea, non si è realizzata, recuperiamola. Noi abbiamo un capannone di 10.000 metri quadri che possiamo dare agli artigiani empedoclini. Abbiamo le spiagge e il centro storico. E come dicevo, avete risorse noi le conosciamo. Avete sicuramente un abbiamo giro conoscenza in più. del territorio. Avrete sicuramente un giro in più per parlare del programma, in quanto, lo voglio ricordare ai nostri telespettatori che magari si sono messi in visione in ritardo, che in realtà i candidati a sindaco del comune di Porto Empedocle sono 5, noi abbiamo invitato tutti e 5, solo 3 hanno aderito alla nostra trasmissione, Ida Carmina, Gianni Amel e Calogero Martello, mentre Salvo Iacone e Rino Lattuca, abbiamo messo una sedia vuota insomma proprio per indicare questo, per motivi personali naturalmente non sono presenti. Proprio per questo io vorrei darvi un input in più sempre sul programma, perché sì, insomma, nelle comunali lo sappiamo, ma forse più per i consiglieri e non per il sindaco, c'è il parente, c'è l'amico, c'è il vicino di casa. Il sindaco invece si vuole scegliere proprio per quello che propone, per quelle che sono le sue idee e soprattutto il modo di come le vuole applicare. L'avete un po' accennato tutti e tre, insomma, degli aspetti fondamentali per il quale io magari mi ricordo da bambino che Porto Empedocle ce l'ha già nel nome, il porto dovrebbe essere l'entità e la cosa principale, poi naturalmente le spiagge, perché andare al Lido Azzurro a farsi il bagno era 60 anni fa una cosa bellissima, lo sviluppo industriale rimasto così insomma nell'aria, e poi l'ho accennato anche a Amela ma anche gli altri, il rigassificatore. Ecco, io vorrei che voi ritornaste proprio su questi 3 argomenti, qual è la vostra idea e il vostro pensiero di attuazione, di non attuazione o comunque di vedere come si può fare proprio per il porto, ma naturalmente obbligatoriamente in sintonia con l'autorità di sistema portuale che è quella che comanda, però la città è di Porto Empedocle, il sindaco sono io, seconda cosa il rigassificatore e terza cosa l'area industriale. Prego Ida. Dunque, certamente il porto è sempre stato diciamo, un punto nodale della mia idea di sviluppo di città. Appunto, fra l'altro ho sempre rivendicato anche nelle alte sfere il fatto che a differenza di altri porti, il porto di Porto Empedocle è davvero nel cuore della città. La banchina è una parallela del centro storico, del centro abitato, con tutto ciò che ne consegue. Evidentemente però ognuno le conseguenze. Noi come ente sovrintendiamo e come dire, dobbiamo essere tenuti in considerazione in causa. Infatti il Consiglio Nazionale dei Lavori Pubblici sui lavori del porto non ha chiamato l'autorità portuale di sistema, ha chiamato me. Io ho difeso il dragaggio sul porto, il rifacimento del Molo Crispi, la nuova banchina. Proprio da avvocato quale sono, ho difeso queste opere perché fossero realizzate il prima possibile nella nostra città. E quindi sono autorità con cui dobbiamo dialogare necessariamente, perché appunto perché porto di rilevanza nazionale, il nostro è un porto strategico a livello nazionale, abbiamo una capitaneria che ha il comparto marittimo più grande della Sicilia occidentale, uno dei più grandi del Mediterraneo, quindi con tutto ciò che ne consegue, perché poi noi come città, il comune di Porto Empedocle, non so, è successo purtroppo il 2 giugno un decesso in mare su un cargo che passava, siamo stati interpellati noi, perché noi siamo, come dire, braccia protese alle lontane genti, diceva Pirandello, ma di queste braccia noi siamo il cuore, e quindi evidentemente noi nasciamo come città portuale attorno a questo porto, vogliamo che sia potenziato, vogliamo essere protagonisti del suo sviluppo, però dovendo dialogare con gli enti e i soggetti che sono preposti a questo sviluppo.
Fra l'altro devo dire che ho sempre puntato allo sviluppo turistico, alla valorizzazione delle dimensioni culturali. Do anche la notizia, perché spesso si dice che la Sicilia, la provincia di Agrigento non è stata inserita nel recovery plan. Non è vero, perché con la collaborazione con Giancarlo Cancelleri noi abbiamo ottenuto per esempio che venga fatta una metropolitana di superficie dalla stazione centrale fino ad Agrigento e che arriverà progressivamente sin dentro il porto questa metropolitana, e quindi consentirà un maggiore sviluppo e afflusso di turisti e tanti altri finanziamenti. Il problema non è il finanziamento di Refas, cioè per ottenere tanti finanziamenti a volte fino a dissesti. Noi abbiamo il caso del parcheggio pluripiano, che pur di ottenere un finanziamento si è rovinata una zona del paese. Evidentemente tutto va coordinato in una visione di città. Hai 15 secondi, mi vuoi rispondere sul rigassificatore? Sul rigassificatore devo dire questo: il rigassificatore è ancora un impianto strategico di carattere nazionale, quindi purtroppo noi non abbiamo molto da fare. Io ho chiesto all'ex vicepresidente del Consiglio Fraccaro di poter incontrare l'amministratore delegato Enel, proprio perché si deve ridiscutere il rapporto fra questa società e la città di Porto Empedocle, perché insomma io avrei qualcosa da ridire, però devo dire che viste le ultime notizie del fatto che la Russia ha chiuso il rubinetto del gas, non è detto che lo Stato italiano, visto che è un impianto strategico nazionale, non ci interpelli in qualche senso. Bene. Quindi stiamo attenti ha preso 30 secondi in più Ida e ve li do ad entrambi. Amel, allora porto, rigassificatore, area industriale e anche naturalmente le spiagge che non mancano. Dicevo che il porto è la più grande risorsa che noi abbiamo. Io penso che il sindaco sia il padrone del suo territorio. Non condivido il fatto che noi dobbiamo dialogare quasi e chiedere qualcosa. Noi dobbiamo fare le scelte di Porto Empedocle, vanno fatte dall'amministrazione comunale. E poi ci batteremo contro chi avrà un'altra idea della nostra città. Non penso che a casa di ognuno venga un altro e venga a dire come deve essere l'idea. Il sindaco è una figura storicamente che ha una sua autorità nel territorio. Noi abbiamo, per chi non lo sa, ancora norme in vigore del potestà, per fare capire qualche regio decreto c'è ancora la potenza del sindaco. Quindi il sindaco si deve porre non nel senso che dobbiamo andare per dire ma sai inserisci questo, inserisci quello. No, noi abbiamo fatto le nostre scelte e se io, come spero, sarò il sindaco, chiederò alla città consenso su quello che noi vogliamo fare. Noi abbiamo le idee chiare, lo dicevo, il porto ce lo dobbiamo riappropriare, questo porto deve essere fruito dalla gente e creare economia nel paese. Quindi l'idea di un centro commerciale all'interno, ma non nel centro commerciale, c'è, io non so, ne parlavo, abbiamo un edificio ex Montedison che non so se per qualche malaugurata idea o di scelta che è passata sulla testa di questo paese sia in demolizione. Io penso di no, è un edificio che noi abbiamo consolidato quando io ero in amministrazione, quindi è perfettamente stabile e là volevo creare proprio un centro commerciale. Quindi quello che è importante è creare occasioni di lavoro. Non abbiamo bisogno, e questo è giusto dirlo, questi record sul reddito di cittadinanza. Abbiamo bisogno di gente che lavori e che viva del proprio reddito, perché noi cresciamo dal punto di vista della dignità e operiamo nel sociale. Nello stesso tempo l'area è impegnata ad oggi il rigassificatore. Il rigassificatore fino a questo momento ormai non è più una scelta strategica. L'Europa ci ha levato i finanziamenti, per cui da quel momento l'Enel, anche per capire cos'è il rigassificatore, perché a volte nasce da una cattiva informazione, magari si parla del rigassificatore come se fosse... Il rigassificatore è nato in un momento storico che stavano chiudendo i metanodotti. Per cui il rigassificatore cosa vuol dire? Noi dovevamo andare a prendere il gas metano in Sud America, portarlo allo stato aeriforme, metterlo allo stato liquido, metterlo sulla nave, costava un mare di soldi.
poi non è stato più così. Quindi l'Enel è 10 anni, più di 10 anni, che tiene quest'area abbandonata, che non ci permette di offrirla agli investitori di fuori. Quindi noi non dobbiamo chiamare Fraccaro, che non so chi è, dice che è il viceministro, perché vogliono incontro. Il sindaco ha l'autorità, come sindaco, di chiamare l'amministratore dell'Enel e farlo venire qua, nemmeno di andarci noi. Questo è un problema che noi affronteremo e risolveremo subito e che ci potrà dare risorse per questo paese. Accanto a questo abbiamo la situazione dell'area Monte Edison, abbandonata anche questa. Cioè un'area importantissima legata al porto che nessuno sa cosa si deve fare. Ho sentito che addirittura c'è questo imprenditore che vuole soldi dal comune, cioè un'area che non vuole soldi, dice che ha fatto caos. Per quanto riguarda, ho sentito la metropolitana di superficie. Terminiamo. Sì. Solo questo, poi magari sì. La metropolitana di superficie, una cosa che chissà quando si farà. Noi abbiamo una ferrovia che è Agrigento-Porto Empedocle, che noi domani possiamo mettere in funzione per far crescere il turismo in questo paese. Non abbiamo bisogno di grandi progetti. Io quello che dico e quello che voglio far capire alla gente è che noi possiamo partire domani con le risorse di questo paese. Bene, grazie. Prego. Allora, Martello, anche per lei, porto, rigassificatore, area industriale e le nostre belle spiagge. Beh, allora, noi, lo sappiamo tutti, abbiamo un territorio che va dal caos al lido, è un territorio che si estende in una fascia di 3 km, 3 km e mezzo, non abbiamo un territorio un retroterra che ci consente di svolgere attività come l'agricoltura, come il terziario, non ce l'abbiamo. Abbiamo questa fascia costiera, e devo dire la verità, è su quello che dobbiamo investire. Noi abbiamo tante ferite aperte in questa città, gli Italcementi, anche la vicenda Enel che qualcuno dimentica, ma tutti sappiamo che tra un paio di anni dobbiamo cominciare a affrontare anche la questione dell'Enel che probabilmente chiuderà. Abbiamo tante ferite aperte. È chiaro che questo non ci può far dimenticare che vi è la necessità di creare delle condizioni per ripartire. Il porto è ed è stato e continua ad essere il nostro volano. Innanzitutto ritengo che vada fatta un'operazione come quella di Mazara, il porto va aperto completamente alla città, perché non c'è un porto e una città, c'è una città che è un porto e quindi già le ringhiere che dividono la città dal porto a mio avviso vanno tolte. Dobbiamo riconsegnare questo porto alla città di Porto Empedocle, ridare dignità ai nostri pescatori. Noi siamo passati da una flotta peschereccia di più di 100 motopesca a circa una ventina. Non è colpa di chi non vuole andare in mare a fare il pescatore, è perché non ci sono i servizi, non abbiamo uno scalo di alaggio, non abbiamo officine di manutenzione, quindi anche i pescatori che debbono spostarsi a Licato o a Sciacca preferiscono molto spesso non fare queste opere. Poi abbiamo un'area di retroporto, che è quella area ex ASI, e lì ancora sussiste un progetto di rigassificatore. Non è che non sussiste, sussiste, che è fermo con le 4 frecce, sì, e quindi bisogna capire qual è l'intenzione del governo su quest'area, perché non può continuare a rimanere ferma ed occupata senza sapere cosa fare, perché noi da lì partiamo per dare voce a questo porto. Un porto che non ha un'area di retroporto è un porto che non esiste, perché se non ha la possibilità di poter realizzare accanto al porto uno stoccaggio di merci, la realizzazione di fabbricati, non ha la possibilità di dare prospettive di sviluppo. Quindi da questo punto di vista è anche chiaro che il problema dell'autorità portuale è un problema serio. Al di là dei 70 milioni di euro, gli 80 milioni di euro investiti su questo porto, che ben vengano, però ritengo che una maggiore concertazione con l'autorità portuale era ed è necessaria. La necessità di avere quantomeno un rappresentante del comune all'interno dell'autorità portuaria è necessario. Non possiamo essere chiamati e discutere quando hanno già deciso tutto. Vogliamo essere compartecipi allo sviluppo, anzi protagonisti dello sviluppo di questa città, e senza avere la possibilità di esserci non lo possiamo fare. E non dimentichiamo poi un aspetto importante, l'Italcementi. Ancora dopo 10 anni non siamo riusciti a capire cosa intendono fare e dove vogliono andare. Anche quell'area è necessario capire cosa si intende fare. Non è possibile che occupiamo
un pezzo del nostro territorio importante per occupare 10 persone. Questo non è possibile, quindi anche da questo punto di vista va affrontato questo problema. È chiaro che l'impegno su questa città deve essere totale, perché questa città ha bisogno di un impegno totale e di un impegno concreto. Bene, 30 secondi per le spiagge. Era già finito, 10 secondi. 10 secondi. Il nostro litorale, bellissimo, ma oggi noi siamo una provincia e un comune dove non ci sono attrezzature per quanto riguarda il servizio ai turisti, al di là di qualche B&B eccetera eccetera. Bisogna dare a tutti coloro che vogliono impegnarsi in questo settore la possibilità di crescere, supporto ai B&B, alle attività turistiche. Se non c'è un supporto da parte dell'amministrazione non c'è possibilità di sviluppo. Bene. Come avete visto, insomma, abbiamo cercato un po' di affrontare quelle che sono le tematiche della campagna elettorale in maniera pacata, e di questo devo ringraziare i miei ospiti che hanno pensato, insomma, prevalentemente a trasmettere quello che è la propria persona, quello che è il proprio progetto e quello che è la propria idea di oggi e di domani di Porto Empedocle. Alcune cose hanno collimato, alcune sono un po' divergenti e proprio questo sarà il risultato finale dell'ultima domanda, se molte cose convergono, se molte cose insomma sono uguali, se alcune idee sicuramente combaciano, però uno di voi, assieme agli altri due competitor che non ci sono, deve essere eletto a sindaco. Quindi perché gli empedoclini devono scegliere voi e non il vostro avversario? Una volta c'era anche la pubblicità comparativa, no? Io sono più bello, quindi... però io vi chiedo insomma di dire le ragioni del voto, il perché chi vi deve eleggere deve mettere la X sul vostro nome e non su quello del vostro competitor. Gianni Amel, per chiudere, e poi naturalmente una battuta me la consentirete, no? Quando faccio sempre le interviste mi viene in mente Mazzullo, dice perché? Ma io dico, ho chiesto ai miei ospiti tutto quello che magari loro si aspettavano che io chiedessi, ho fatto tutte le domande giuste, siccome sicuramente non è possibile, quindi diciamo, oltre all'appello finale, se c'è qualcosa che volete dire in realtà che io non vi ho chiesto, siete liberi di farlo. Gianni Amel. Allora, la prima cosa importante che voglio dire ai cittadini che oggi abbiamo due elezioni, una per il consigliere comunale, che purtroppo è vincolata da rapporti di parentela, amicali, a volte purtroppo clientelari, e una sul sindaco. Quindi oggi possiamo esprimere il nostro giudizio e affidare il nostro futuro ad un sindaco che ha un nome e un cognome. Ci sono 5 candidati, sceglietevi il sindaco, non fate voto consigliere e poi vabbè chi c'è. Votiamo il sindaco, perché dico, io invito i cittadini a scegliere me come sindaco di Porto Empedocle. In primo luogo perché ritengo di avere tutte le competenze necessarie per iniziare subito a guidare la macchina amministrativa. Non devo, per la mia formazione, per il mio impegno politico, nel corso di questi anni non devo imparare niente. Io domani, dicevo in apertura, sono avvocato, ho fatto il vice sindaco, sono stato segretario comunale, quindi ritengo di avere tutte le competenze necessarie per guidare la macchina, perché io faccio un esempio semplice che ho sempre fatto, perché diciamo è facile coglierlo per ciascuno. Se a me danno di guidare una macchina di Formula 1 e partecipare al Gran Premio, mi possono dare la Ferrari migliore, ma sicuramente non vincerò. Forse non sarò in grado nemmeno di completare il circuito. E quindi la macchina amministrativa è come una Ferrari, bisogna saperla guidare. Attualmente abbiamo a disposizione un personale ridotto, vero, io lo conosco bene perché tutti questi che sono al comune hanno operato con me. Io sono stato quasi 3 anni in amministrazione e conosco, quindi le risorse umane le abbiamo. Dobbiamo utilizzare al meglio, non dobbiamo aspettare il domani che ci saranno i concorsi, ci saranno forze nuove e
preparate che possano supportarci. Per ora abbiamo questo. Io sono in grado di utilizzarlo quello che abbiamo. E la cosa importante è che accanto a me avrò una squadra di persone competenti che possano insieme a me, perché da soli non è possibile, la macchina amministrativa è qualcosa di difficile da guidare, quindi ci sono vari settori, se tu ti impegni in un settore chiaramente non riesci ad avere il quadro di tutte le cose che bisogna portare avanti, quindi la squadra è fondamentale e ripeto, avere con me persone come l'ingegnere Gaglio che hanno la conoscenza del territorio e dei problemi ci avvantaggia. Quindi se i cittadini vogliono sognare insieme a me, è un sogno ad occhi aperti, io ci credo fermamente, noi possiamo costruire una città a misura d'uomo, una città dove non c'è bisogno del reddito di cittadinanza, dove tutti trovano uno spazio per lavorare e dove si vive. Grazie, grazie. Questa è la ragione per Gianni Hamel. E adesso le ragioni del voto a Calogero Martello. No, vedo, dico che l'umiltà di alcuni candidati rasenta, perché è chiaro che di competenza ne abbiamo tutti, però quello che è mancato in questi anni in questo comune è l'umiltà di ascoltare la gente. È necessario che per ritornare ad amministrare bisogna ascoltare la gente. I problemi della città li conosce la gente che sta nelle vie, nelle case, nelle piazze. La macchina amministrativa è importante, però se non si ascolta la gente non riusciamo a risolvere nessun problema, perché la gente è il termometro di quello che succede in una città. Perché votare Calogero Martello? Per la coerenza, perché ha dimostrato negli anni che non è legata alla sedia, lo ha dimostrato con fatti. Si è dimesso da vice sindaco del sindaco Firetto quando ha ritenuto che non c'erano le condizioni per governare insieme. Avrebbe potuto far finta di guardare da un'altra parte, invece ha deciso di andare via da quell'amministrazione, ma non per motivi personali, ma per un'esigenza della città, che ha cercato di difendere fino alla fine. Però è chiaro, ha detto poco fa l'avvocato Hamel, guidava il sindaco Firetto e quindi io sono dovuto scendere alla prima fermata. Perché votare Calogero Martello? Perché con la squadra che ha scelto e con gli altri assessori che sceglierà successivamente rappresenta un punto di riferimento per questa città, perché ci sono le condizioni con questa squadra, con questa voglia di fare e di ripartire. E poi consentimi una citazione di Giorgio dove dice: chi vota corrotti, incapaci, ladri non è vittima, è complice. E quindi nessuno deve lamentarsi se poi il giorno dopo subisce quello che ha subito fino adesso. Il voto per il sindaco è un voto libero che va dato alla persona e non perché qualcuno te lo viene a chiedere. E per tornare agli altri due candidati che sono assenti, 10 secondi me li puoi dedicare? Ancora quasi un minuto. Me li puoi dedicare? Sì. Sai, io credo che il confronto non serva a noi, serve alla città per capire per chi deve votare. E sottrarsi ad un confronto significa semplicemente dimostrare alla città che non si ha nulla da dire. È facile nascondersi dietro internet, dietro i social media e fare scrivere ad altri quello che in realtà gli altri non sanno dire. È molto semplice, basta spendere qualche soldino e si ci riesce facilmente. La gente vuole sentire, vedere le espressioni del viso, capire chi è l'interlocutore che domani amministrerà questa città. Non nascondiamoci dietro i falsi impegni, i falsi appuntamenti. Anche noi siamo candidati della gente, non è che sono solo gli altri candidati della gente. Anche noi viviamo tra la gente, anzi noi viviamo in questo paese, altri probabilmente vivono in comuni diversi da questo paese. Quindi l'appello che faccio alla città: non vi fate imbrogliare da chi vi dice che è per la gente e con la gente. In realtà la scelta è per il sindaco, per il bene di questa città. Grazie Martello. Ma adesso la ragione del voto per Ida Carmina. Io ho amministrato questi ultimi 5 anni in una situazione di grandissima difficoltà, prima per il dissesto economico-finanziario, sostanzialmente il fallimento di questo comune, ho tenuto la barra dritta, e poi il periodo di pandemia. A proposito della gente, ricordo un aneddoto: appena eletta mi guardava un tipo in modo strano,
E io dissi: scusi, ma perché mi sta guardando così? No, dice: la guardo perché dopo che sono eletti i sindaci spariscono, mentre lei è ancora qua, in mezzo a noi, cammina a piedi, anzi usa la sua macchina, cammina senza scorta, quindi mi stupisco di questo fatto. Che dire, non amo i confronti, penso che le persone siano in grado da sé di comprendere, perché fra l'altro il nostro è un piccolo paese e ci conosciamo tutti, quali siano le qualità. Io sono avvocato, madrefamiglia, insegnante, ho fatto il legale d'impresa, insomma ho un curriculum con tutto il rispetto, e come ritengo sia giusto e che lo abbiano anche gli altri, lo possano vantare, e se non lo hanno magari se lo costruiscono. E ritengo che i nostri concittadini siano in grado di scegliere da sé, quindi non ho voglia di dire non votate Gianni Amel, votate me per questo motivo, perché sarò più brava, più bella, più efficiente, oppure non votate, non è questo, non siamo al mercato delle vacche. Io penso che di avere dei competitor seri al mio fianco, spero e credo che amino la loro città, che siano mossi dagli stessi ideali nobili da cui sono mossa io. Certamente io ho fatto spesso appelli all'unità durante il mio mandato, non sono stati per la verità molto raccolti, e ho tirato avanti dritta, tenendo la barra dritta. Offro me stessa, la mia attività, tutto quello che ho fatto finora per il mio paese alla mia gente, al suo giudizio. Tutto qui. Se pensano che io abbia agito bene, abbia effettivamente corrisposto per quel che potevo, perché quando uno, voglio dire, se uno ha la cassa piena, un casciunichino, come si dice in siciliano, è facile accontentare un figlio. Se uno si trova pieno di debiti, eppure noi con quel poco che avevamo abbiamo tirato fuori Porto Empedocle da una situazione disastrosa e lo offriamo ora. A questa tornata elettorale, quando io me ne andrò, troveranno i conti a posto, troveranno soldi in arrivo, troveranno tante cose intraprese e avviate. Mi vanto di essere il sindaco donna che inaugurerà fra pochi giorni lo stadio comunale Collura, quando la gente diceva da 40 anni che avrebbe messo allo stadio e non ci è riuscito, da 40 anni che avrebbe rifatto il Lido, il nostro waterfront, eccetera, non ci è riuscito, e ho anche prodotto dei progetti in una situazione di così grande difficoltà. Quindi se pensate, voi miei concittadini amatissimi, che merito la vostra fiducia, datela, se no datela a altri. Bene. Spero che questo confronto che Televideo Agrigento ha organizzato per informare i cittadini di Porto Empedocle su quelli che sono i candidati a rivestire la carica di primo cittadino, si vota il 10 e l'11 di ottobre, sia stato insomma un proficuo. Voglio ringraziare principalmente i tre candidati che ci hanno onorato della loro presenza: Ida Carmina, sostenuta dalla lista Movimento 5 Stelle, Gianni Amel con la lista civica Primavera Empedoclina, Calogero Martello con le liste Forza Italia, Progetto Comune, Noi per la città. Per dovere di cronaca diciamo che ci sono altri due candidati che hanno ritenuto opportuno non essere presenti: Salvo Iacono con Sviluppo per Porto Empedocle, Liberi e Capaci, Isola Empedoclina, Rino Lattuca con UDC, Fratelli d'Italia, Lattuca Sindaco, Siamo Vigata. Grazie della vostra presenza, buona campagna elettorale, e da qui all'11 di ottobre credo che il direttore e l'editore potranno organizzare altri incontri, altri approfondimenti per dare un elemento in più ai cittadini per scegliere il proprio sindaco. Grazie a voi che avete avuto la bontà di seguirci. Grazie.